Stop ai lavori di ammodernamento e raddoppio della strada statale 640 Porto Empedocle Caltanissetta. I cantieri sono chiusi ed il personale sarebbe sul punto di essere licenziato. Il motivo è semplice: il Ministero dell'Economia non accredita più i fondi all'ANAS e a cascata non sono più pagati i lavori eseguiti dal general contractor, imprese affidatarie e subappaltatrici. Il problema, che è di livello nazionale, in Sicilia si traduce in un danno economico di circa 140 milioni di euro e riguarda sia le maggiori opere stradali in corso nell'isola che numerosi altri interventi di minore entità. I lavori sulla 640 quindi sono fermi e tutto ciò naturalmente causerà un allungamento dei tempi per il completamento del primo maxi lotto da Agrigento a Grottarossa. A lanciare l'allarme è stato già alcuni mesi addietro il presidente dell'ANCE Sicilia, Salvo Ferlito, il quale ha più volte contattato il Ministero senza però ricevere risposte positive per la risoluzione del problema. Ferlito afferma: è una serrata obbligata perché la prolungata crisi del settore ha prosciugato i capitali di impresa e nessuno è più in condizione di indebitarsi ulteriormente con le banche per pagare stipendi e fornitori. E dalla chiusura dei cantieri sulla 640 Porto Empedocle Caltanissetta al problema rifiuti nell'Agrigentino, che rimane sempre d'attualità. L'emergenza raccolta si è appena conclusa e nel frattempo scoppia una nuova grana. Le ditte che si occupano del prelievo hanno infatti notificato al liquidatore del lato Gesa Agrigento 2, Teresa Restivo, una diffida con la quale chiedono di rispettare la par condicio creditorum non appena, grazie ai commissari nominati dalla Regione nei comuni, avrà la disponibilità delle somme necessarie a soddisfare i vari crediti. A scatenare la reazione delle ditte è stato quasi certamente il pagamento diretto da parte di Gesa dell'anticipo di 4.000 euro ai loro dipendenti in sciopero. Le imprese ritengono illegittimo il pagamento diretto dei lavoratori e si riservano di tutelare nelle sedi opportune i propri diritti e di chiedere il risarcimento di eventuali danni.